È stato un derby combattuto fino all'ultimo, quello che si è giocato ieri sera al Pallamoncata a Porto Empedocle tra la squadra del Trapani e la nostra, cosiddetto delle streghe, una partita che per la squadra di Cagnardi ha rappresentato la prima vera sconfitta casalinga, chiusa con il punteggio di 66-70 per gli ospiti. Un incontro sempre equilibrato tra le due formazioni che di volta in volta si alternavano nel punteggio. Il tipo empedoclino ha sostenuto la formazione locale con un fortissimo sostegno e tifo, ma non è bastato. I minuti finali sono stati decisivi per la squadra del coach di Trapani che, grazie a un canestro di Combatte e Renzi, hanno così chiuso la partita. Amarezza negli spogliatoi e in particolare tra i tifosi che fino all'ultimo minuto ci avevano creduto nella vittoria della propria squadra. Basket è bello per questo, basta niente per perdere la partita. Pazienza, bella partita comunque, i ragazzi hanno dato il massimo e sono contento di questo. Purtroppo è andata male, però abbiamo giocato peggio delle altre volte, quindi tutto sommato penso che sia meritata la loro vittoria. Direi che i ragazzi hanno giocato con grande entusiasmo e con grande grinta. Purtroppo c'è stata un po' di sfortuna nell'ultima azione, alla fine diciamo è stato un bel derby comunque. Peccato, una beffa finale, pochi punti sotto, potevamo recuperare, purtroppo sono attimi, sapete bene com'è la pallacanestro, pochissimi minuti e si perde tutto. Ma è stata una partita molto spigolosa, molto giocata su una tenacia di tutta la squadra, di tutti i giocatori in campo. Peccato, all'ultimo abbiamo commesso degli errori e loro ne hanno approfittato. Certo l'arbitro a quel punto non poteva fischiare un fallo del genere, un tecnico del genere, però onore al Trapani che ha vinto, non ha rubato nulla, ha fatto la sua partita, però noi potevamo sicuramente dare molto di più. Abbiamo fallito purtroppo la vittoria quando nell'ultima azione in pratica Ambrosin poteva realizzare da 2 per il sorpasso, ha provato la tripla, a volte vanno bene, purtroppo questa volta non è entrata e poi purtroppo sei costretto a sperare negli errori degli altri che non sono arrivati. Il derby perso brucia parecchio, però onore al merito. Allora, innanzitutto complimenti agli avversari per la partita vinta. Ci dispiace molto per questo bellissimo pubblico perché avrebbe meritato chiaramente la vittoria e noi ci abbiamo provato, è chiaro che non è bastato, abbiamo fatto una prestazione abbastanza contratta, avremmo voluto provare a distenderci maggiormente in attacco, soprattutto giocando in casa. È chiaro che quando segni 66 punti e tiri con queste basse percentuali fai poi fatica. Siamo comunque riusciti a rimanere in partita, a un certo punto abbiamo preso anche qualche punto di vantaggio, ma senza mai l'inerzia, senza mai veramente la fiducia. È chiaro che Trapani ci ha messo del suo perché è riuscita usando il fisico, chiaramente è una squadra molto più fisica della nostra, è riuscita a inquadrarci difensivamente, non siamo mai riusciti a scappare via ai loro corpi, ci hanno inquadrato bene. Quando siamo riusciti anche a costruire dei discreti tiri non abbiamo avuto la prontezza, la capacità, la fiducia di fare canestro. Qualcuno dei nostri ragazzi, ma l'abbiamo messo in preventivo nella stagione, ha mancato un pochettino l'appuntamento, ma però ci tengo a dire che sono comunque ragazzi giovani e che quindi necessitano di fiducia, a maggior ragione in questi momenti. I ragazzi sono molto dispiaciuti, è quasi scontato dirlo. È chiaro che adesso c'è poco tempo per pensare, poco tempo per allenarci, perché c'è subito una partita fra pochi giorni, un altro derby a Capodorlando in trasferta, una squadra che sta crescendo molto, che probabilmente recupererà anche un americano molto forte come Kinsey. È chiaro che noi adesso ci ritroveremo domani, guarderemo la partita insieme, cercheremo di capire laddove siamo mancati, laddove lavorare e migliorare, e ci ributteremo nel campionato cercando di andare a Capodorlando a fare la partita. A Roma sabato, mentre Agrigento aveva riposato, questo sei 50 e 50 quando poi giochi contro una squadra che ha riposato, può succedere tutte e due le cose. Infatti il terzo quarto abbiamo iniziato che eravamo palesemente stanchi. Sono contento che il break, che poi ci ha permesso di
quasi controllare la partita l'abbiamo fatta con 3/5 del quintetto in panchina. Questo vuol dire che tutti si sono resi protagonisti. Parlo per la mia squadra, 27 palle perse sono veramente qualcosa da evitare, perché 99 su 100 perdi una partita con 27 palle perse. Quando l'attacco si è stoppato e siamo ancora poco fluidi, non siamo riusciti ad andare dove volevamo andare. Bene invece quando si è stoppato non abbiamo mai mollato in difesa, e in difesa siamo stati perfetti, i ragazzi hanno fatto esattamente quello che io ho chiesto in questi 2 giorni di preparazione alla partita.